Noi qui siamo in presenza di circa 160 lavoratrici e lavoratori che ormai da anni chiedono il riconoscimento della professionalità. Ci sono lavoratrici che lavorano in questo call center da 15 anni e sono ancora a livello base. Abbiamo fatto degli accordi che l'azienda non rispetta e addirittura prende per in giro tutte le lavoratrici dicendo che solo 2 persone sono idonee a livello superiore. Poche ore dopo lo sciopero con presidio davanti al suo quartier generale a Maerne di Martellago, la Coine SRL ha ribadito la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto coi sindacati. L'azienda è tra le realtà più importanti in Veneto nel settore di esternalizzazione dei processi aziendali, attività svolta spesso offrendo servizi di contact center ad imprese private ed enti pubblici. Purtroppo le aziende committenti non si rendono conto che tirando sempre più in basso il prezzo nei confronti di queste aziende di call center, poi ne va di mezzo anche il servizio nei confronti delle aziende, dei committenti, dei clienti, degli utenti dei servizi pubblici. Chi lavora al call center è chiamato ad una formazione continua per essere in grado di rispondere alle richieste d'aiuto o di informazioni più disparate per 8 ore al giorno, con una forte flessibilità, dicono i sindacati, e cambi repentini di orario. Uno sforzo a cui corrisponde uno stipendio basso, 1.200 a full time, da 800 a 1.000 euro per gli altri. In un comunicato, l'azienda ha scritto di aver recepito con stupore la scelta dei sindacati di procedere allo sciopero senza prima richiedere approfondimenti sui temi contestati. Purtroppo dall'azienda è arrivato il segnale esclusivamente dopo che abbiamo proclamato lo sciopero di disponibilità a parlare per tentare di migliorare quello che ci hanno detto relativamente ai livelli. Il problema è che sono irrisori i numeri che ci hanno dato, perché 2 persone su 135 e negli stessi team leader, che sono quelli che devono formare le persone, una sola persona che venga promosso, effettivamente c'è un problema grosso all'interno di formazione e di valutazione del proprio personale.